Amici sportivi di Fil Rouge TV, bentornati in diretta in esclusiva dal Centro Sportivo Pisani. Sono appena scese in campo Sport Palermo e Borgetto Giardinello per disputare la gara valevole per la 23esima giornata del girone A del campionato di promozione. Perez cerca Traoré, un pallone un po' approssimativo, attenzione, il tiro, il doppio tiro prima di Rosone e poi di Alfano. Dal provarci a arrivare su questo pallone che era divenuto veramente a quel punto irrecuperabile, però grande idea di Pitanza. Intanto vediamo Porcelli, può tirare, lo fa! 1-0 Sport Palermo, il grandissimo gol dal limite dell'area realizzato da Porcelli, a cui è stato dato un metro in più del dovuto e ha castigato con la conclusione dal limite dell'area di rigore. Palla dentro, colpo di testa Perez sul rimbalzo, Rosone aveva provato in presa. Tentativo Minnone, si gira, sterza Minnone, la mette per Pitanza! La mette per Pitanza e Pitanza fa il 2-0 con un altro chirurgico sinistro che si va a insaccare, stavolta sull'altro palo, quello più vicino, il palo destro della porta difesa da Piccione, anche qui abbastanza incolpevole il portiere, come era accaduto in circostanze già prima, per esempio alla fine del girone d'andata lo Sport Palermo aveva perso qui 3-1 con Renzolo Piccolo. Intanto vediamo, attenzione, tiro, parata di Perez, Traoré, ancora Traoré, Minnone come un fulmine, Minnone, c'è Pitanza, vediamo, Minnone prova, Cusumano che apre dalle parti di Maranzano, vediamo lo scarico per Cardella che tenta la conclusione, blocca in presa sicura Perez. Se andiamo a centrocampo da Costantino, Minnone può provare la conclusione all'istanza con la parata in due tempi e poi la carica irregolare di Pitanza, ma Minnone aveva esploso un mancino al fulmicotone. E l'arrivo di Mister Grimaudo, intanto Mina, la parata dal Borgetto, dobbiamo dire, ecco, se proprio dobbiamo dirla tutta, ci aspettavamo qualcosa in più. Attenzione, la conclusione di Minnone, miracoloso Piccione, direttamente dai piedi di Perez verso Minnone. Non posso che dare un voto ampiamente al di sopra della sufficienza. Intanto arriva il gol, ma l'arbitro dice no. Vedete che qui cade un giocatore dello Sport Palermo, qui vedete viene spinto dal giocatore che colpisce di testa e quindi ha preso posizione irregolarmente, per questo l'arbitro l'ha annullato. Cusumano, calcio di rigore Borgetto al 92esimo, prima fischiato e poi sulla segnalazione del guardalinee negato. Si attende solo il fischio finale dell'arbitro a questo punto, che arriva in questo momento. Lo Sport Palermo batte 2-0 il Borgetto, i gol nel primo tempo realizzati da Porcelli e da Pitanza, prestazione convincente.